Nelle valli sopra Verona, tra Bosco Chiesa Nuova e i sentieri prealpini, c'è una creatura che i vecchi nominano solo a mezza voce: il bisso galeto. Secondo la tradizione, nasce da un uovo di gallo covato da un serpente. Non vola, non striscia, avanza. Ed è velenoso a tal punto che uccide anche chi prova a colpirlo, perché il veleno risale lungo il ferro. Nel 400, durante le epidemie, interi pascoli vennero abbandonati dopo strani avvistamenti. Animali morti senza ferite, rocce rigate come da artigli, silenzi improvvisi nei boschi. L'unico modo per fermarlo, dicevano, era costringerlo a guardarsi, perché il bisso galeto muore vedendo ciò che è diventato. L'ultimo racconto viene da un escursionista nei pressi del Passo delle Fugazze. Una notte sentì un verso impossibile, metà sibilo, metà canto di gallo. Al mattino trovò una lunga incisione nella roccia, fresca. Da allora evita specchi e nei boschi non si ferma mai, quando tutto diventa troppo silenzioso.